Le voci di via Scobar di Francesco Ferrante. Via Scobar era a 100 metri della strada dove stava quando era picciotto. Aveva quasi 10 anni, lo 13 giugno dell'83, e ancora sento le voci, le sirene della polizia, le elicotteri che ferriavano sopra la mia casa. Era lamento di morte e la mia terra di nocchiune. Tornava a piangere le sue figlie e io, piccirillo, non capiva perché si ammazzavano le cristiane, perché la Sicilia aveva sto chiacco e non poteva reagire. A per passare anni per tagliare Palermo rinascere, ma quanto sangue bagnò le sorciate. Quanti uomini dello Stato furono trucidate, quanti occhi sicchi che non avevano più lacrime, e ancora sento le voci, le sirene della polizia, le elicotteri che ferriavano intorno alla mia casa, come dalla via Scobar, quando vide un Palermo e la Sicilia scordarsi della mafia e tornare a fare la stessa sciata torta, fino a quando sto lamento di morte e la mia terra di nocchiune si susano a ditta e con l'occhio aperto tagliano il futuro e lo so, destino. Francesco Ferrante.